Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Una cinquantina di persone di diverse nazionalità sono sbarcate nella notte nel tratto di costa tra Ciron Marina e Crucoli nel Crotonese. Sul posto, intorno all'1:30 della scorsa notte, sono intervenuti i carabinieri di Ciron Marina, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. L'imbarcazione con la quale i clandestini sono arrivati sulle coste crotonesi non è stata trovata, sono in corso accertamenti. Per l'imprenditore agricolo Nicola K, il GUP ha sospeso gli arresti domiciliari sostituendoli con l'obbligo di dimora in città. Nell'ordinanza si evidenzia che è venuta meno la sussistenza del pericolo che possa commettere altri reati. K, ex presidente di Confagricoltura Crotone, era stato arrestato il 2 agosto scorso per una frode da 9 milioni di euro a danno del bilancio nazionale e comunitario. Sarà presentata dal governatore Scopelliti lunedì 20 settembre la nuova rete ospedaliera territoriale. L'annuncio è arrivato nel corso della visita all'ospedale di Praia a Mare della Commissione Sanità dal presidente Nazareno Salerno. Il piano di tagli prevede la chiusura e la riconversione di 18 ospedali e partirà in tempi brevi. Intanto ha lasciato l'incarico il direttore generale del settore sanità Andrea Guerzoni. Domani alle 10 sit-in di protesta dei lavoratori delle strutture sociosanitarie convenzionate. A San Marco Argentano 19 studenti rischiano di rimanere senza classe perché all'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Fermi non si riesce a istituire la nuova prima classe per gli studenti del geometra per mancanza di risorse. Studenti e genitori hanno protestato ieri mattina recandosi in corteo dal sindaco per sensibilizzare le istituzioni politiche. Proteste anche a Camini e Grotteria per la mancata apertura di 2 plessi scolastici. Un'interrogazione al ministro della Pubblica Istruzione Maria Stella Gelmini è stata presentata dai parlamentari del PD Nicodemo Liverio e Franco Laratta. I 2 deputati sottolineano che in Calabria sono a rischio ben 2.250 posti di lavoro nel settore ATA. Nell'interrogazione si fa cenno alle proteste dei precari che denunciano il grave disagio che si sta abbattendo sulla scuola italiana. Non si sono fatte attendere le risposte dei 2 big del PD calabrese, Nicola Damo e Beppe Bova, alle parole dell'ex segretario nazionale Veltroni, che aveva preso la parte del commissario Musi, che li aveva di fatto defenestrati. Non sono di sale, ha ribattuto Bova, che attacca Veltroni definendolo agente liquidatore di ciò che è rimasto del centrosinistra. Per Adamo, invece, Veltroni è andato fuori tema e sottolinea che la Calabria non è né Sodoma né Gomorra e nessuno è Dio. Continua a raccogliere numerosi consensi la lista Scopelliti Presidente, nata per sostenere la candidatura dell'ex sindaco Reggino a governatore della Calabria. Ieri mattina a Catanzaro il consigliere regionale Claudio Parente ha indetto una conferenza stampa e sono stati presentati 8 nuovi referenti. La lista, non contrapposta al PDL ma collaborativa, vuole semplicemente far conoscere al territorio ciò che Scopelliti e il suo governo stanno facendo per la regione. È passato da Scalea, nel Cosentino, Salvatore Glorioso, meglio conosciuto come l'Uomo della Croce. Si tratta di un 50enne originario di Cefalù, emigrato a Milano da circa 30 anni, che ha deciso di compiere un gesto di penitenza, percorrere gli oltre 1000 chilometri che separano Milano da Cefalù con in spalla una croce di 25 kg, alta 4 metri e larga 2. Il gesto nasce dalla disperazione per il divorzio dalla moglie e la separazione forzata dai figli. È iniziato oggi e si concluderà sabato 18 settembre all'Unical il 10° Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana. Il convegno, organizzato dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell'Università della Calabria e dal Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell'Università di Bari, sarà incentrato sul tema Martiri, Santi, Patroni per un'archeologia della devozione. 80 i relatori che si alterneranno.